Buongiorno, buongiorno, ancora molta cronaca nera in questa edizione di Focus TG, ancora moltissimi furti nelle nostre province. Ieri sera a Distrana un inseguimento di una banda di ladri da parte dei carabinieri e un militare è stato ferito ed è caccia all'Audi su cui si trovavano i ladri. E poi la violenza a Marghera, lo scontro tra bande rivali di scatolettisti con un morto. Andiamo in diretta da Anna Maria Parisi. Buongiorno direttore, sì, ci troviamo proprio sul luogo in cui è avvenuto l'assassinio la notte scorsa, con l'omicidio di uno della banda degli albanesi. Van Coxa si chiamava, aveva 41 anni, è stato assassinato qui a colpi di coltello proprio per la spartizione del territorio in quel di Venezia. Adesso noi siamo a Marghera, e questo nello scontro tra un'altra banda rivale, quella dei macedoni, quindi albanesi da una parte e macedoni dall'altra. Subito presi, c'è da dire, 2 dei 4 macedoni che appunto hanno commesso l'omicidio, con il tentato omicidio anche di un altro albanese, cioè il fratello della vittima, ora in cura presso l'ospedale dell'Angelo di Mestre. Marghera che si ribella e dopo l'omicidio dice basta violenza, è ora di ritrovarci tutti e fare un po' il punto della situazione. Così nel flash mob che si terrà proprio poco distante da noi in piazzale Giovannacci, alle nostre spalle, alle 12 sabato prossimo 30 novembre. Con noi per parlare appunto di questo flash mob un amministratore, Teodoro, per tutti Teo Marolo, presidente della municipalità di Marghera. Buongiorno. Sì, buongiorno. Lei ci sarà sabato prossimo al flash mob dei volontari dell'associazione Marghera Libera e Pensante, che riuniranno e vedranno anche tanti gruppi di cittadini che si riuniranno trasversalmente? No, io non ci sarò perché ho altri impegni già presi precedentemente, per cui non ci sarò. Ma che ci siano i cittadini oggi che manifestano per queste problematiche sicuramente è un momento importante. Noi dobbiamo valutare dal punto di vista amministrativo e istituzionale queste situazioni parlando con loro. Del resto quello che è accaduto è un qualcosa di molto grave. Il nostro territorio sta affrontando delle situazioni, ma del resto purtroppo stiamo passando un periodo della nostra vita a livello globale, non solamente nella nostra bellissima Marghera, ma anche nelle altre città, delle situazioni veramente critiche da questo punto di vista. Ecco, scusi se la interrompo, però c'è da dire che i fatti accadono con una frequenza quasi quotidiana, voglio dire, l'assassinio dell'altro giorno, 2 giorni prima la violenta aggressione lungo il sottopasso di Via Dante, che si trova proprio poco distante da noi in linea d'aria, e così il giorno seguente. Insomma, qui c'è furti in appartamenti, in casa, c'è un'escalation di episodi criminali allucinante, dicono i cittadini. Quindi per quanto attiene alla pericolosità della città, così come quella di altre città italiane, è indubbio, ma si chiedono interventi mirati, ad esempio illuminare il sottopasso, creare dei collegamenti pubblici tra Marghera e Mestre, non dico H24, comunque con una forbice più ampia. Questo chiedono i cittadini. Ma sicuramente noi ci stiamo lavorando da questo punto di vista. Del resto il fatto di aver subito arrestato i 2 macedoni è un indice molto importante del nostro territorio, perché la polizia è arrivata praticamente subito e l'ha arrestati. Le forze di polizia, appunto, come ha detto, le forze di polizia e l'esercito che girano sempre per il nostro territorio. Io comprendo che la situazione è quella che è, ma se noi giriamo per Marghera troviamo sempre delle pattuglie che sono in giro. La situazione però la stiamo valutando e la stiamo analizzando, siamo pronti ad affrontarla.
affrontarla. Del resto avere l'esercito qui che ci dà il giusto supporto e il giusto aiuto da questo punto di vista è fondamentale. Il nostro sindaco Brugnaro è riuscito ad avere questo tipo di opportunità e di supporto che è importante. Noi ci stiamo lavorando, siamo sempre a contatto con la polizia e con tutte le forze dell'ordine, non solo la polizia ovviamente, perché c'è la Guardia di Finanza, i carabinieri che ci sono sempre nel nostro territorio. Questa è una situazione che noi possiamo solamente valutare ed essere pronti ad affrontarla, questo qua. Ultima domanda, lei come presidente della municipalità di Marghera apprezza il fatto che i cittadini si siano mossi così velocemente organizzando questo flash mob? Cioè, questo è il risultato di una collaborazione veramente forte tra associazionismo nel terzo settore. Ma sicuramente il fatto di affrontare e parlare con i cittadini è la cosa fondamentale del nostro territorio. Noi circa 10 giorni fa abbiamo fatto un consiglio di municipalità dove abbiamo parlato con le associazioni, abbiamo parlato con i cittadini, abbiamo invitato l'assessore alla sicurezza e l'assessore alla coesione sociale, Simone Venturini, l'assessore Pescia della sicurezza, per parlare, per dare i giusti percorsi che sta facendo questa amministrazione per affrontare questo problema molto importante, molto gravoso per il nostro territorio. Ecco, sì, nel corso di quella riunione proprio gli assessori Pesce e Venturini dissero ai cittadini che questa Marghera non è Gotham City. Adesso, dopo quanto accaduto l'altro giorno con l'omicidio e il tentato omicidio, se la sentirebbe lei come presidente della municipalità di dire la stessa cosa? Ma io dico sicuramente la stessa cosa. Ecco, qui stiamo creando un po' una situazione accaduta in pochi giorni, come se tutti i giorni accadono queste cose. Non è così, diamo il giusto valore alle cose. Questa è la cosa importante che vorrei portare all'attenzione di tutti. Valutiamo veramente quelle delle situazioni. Grazie al presidente della municipalità di Marghera, Teodoro Marolo. La linea a te, direttore. Grazie a Maria Parisi e credo a Sandro Ponchio per la parte tecnica. L'aggressione di una ragazzina di 14 anni ieri in stazione a Treviso, dopo aver subito questa violenza da parte di uno straniero, ha voluto denunciare le molestie, ma ha trovato l'ufficio chiuso. Il questore ha commentato, la questora di Treviso, è inaccettabile. Vediamo comunque i particolari in questo servizio. È fondamentale individuare il responsabile e soprattutto lavorare con presidi e con la presenza di pattuglie perché questi episodi non succedano. Episodio isolato ma gravissimo, di fronte al quale vanno presi tutti i provvedimenti del caso. Il sindaco di Treviso Mario Conte accoglie con preoccupazione la notizia della violenza sessuale subita da una ragazza di appena 15 anni domenica pomeriggio in stazione dei treni. Mentre aspettava il binario, seduta su una panchina, l'adolescente è stata avvicinata da un soggetto presumibilmente asiatico che prima le avrebbe fatto delle avance, poi le avrebbe messo le mani addosso palpeggiandola e tentando di baciarla. Impaurita la ragazza è scappata e una volta a casa ha raccontato tutto ai suoi genitori che hanno sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Paese. Innanzitutto va la mia solidarietà alla ragazza e poi lavoreremo con le forze dell'ordine ulteriormente impegnandoci per garantire sempre più presenza nel territorio sia attraverso le telecamere di videosorveglianza sia attraverso le pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e della nostra polizia locale nei territori. I militari dell'Arma hanno avviato un'indagine per ricostruire con maggiore esattezza l'accaduto. Verranno visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza della stazione nella speranza che contengano elementi utili per risalire all'identità dell'uomo che ha molestato la minorenne, alla quale ha espresso la sua solidarietà anche la sindaca di Paese Katia Uberti, che parla di forme di violenza che non possono essere tollerate. Per il suo collega Conte da affrontare c'è anche il tema non trascurabile della sicurezza in stazione, in questi mesi al centro di un impegnativo cantiere. Voglio un confronto con il questore, però certamente luoghi rigenerati come la stazione poi allontaneranno, speriamo, questo tipo di situazioni, anche perché i nuovi sottopassi saranno videosorvegliati, meglio illuminati, completamente riqualificati, così come tutti gli altri spazi. È evidente che oggi che siamo in una fase di cantiere
la situazione è un po' più a rischio perché ci sono degli angoli morti, ci sono degli angoli bui, c'è la presenza delle recinzioni di cantiere e quindi l'appello che faccio è di prestare attenzione, ma al contempo garantisco la presenza delle forze dell'ordine proprio nella stazione dei treni. Degrado e violenza anche alla stazione del trasporto pubblico di Vicenza. Andiamo subito da Daniele Garbin. A te, Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo proprio di fronte alla stazione ferroviaria, in questo alle mie spalle invece la stazione ferroviaria del Trasporti Vicentini, come Fabio Martini dell'UGL Vicenza, sì. e Paolo Caineri del SVT, dell'RSU. Sì, dipendente SVT, sono un autista e anche segretario provinciale RSU e RLS di SVT. Ecco, siamo qui perché l'ultimo episodio riguarda le aggressioni e le violenze nei confronti dei dipendenti, in particolare gli autisti, che sono veramente in trincea con questo del trasporto pubblico, perché in questa situazione, ricordiamo, siamo vicini a Campomarzo, ci sono difficoltà ormai quotidiane per quello che riguarda le aggressioni, il timore di essere proprio anche contrastati, ecco, in maniera violenta con drogati, spacciatori. Ecco. Ricordiamo che lunedì è avvenuto nei bagni proprio della stazione alle mie spalle un episodio, l'ennesimo, di aggressione di un drogato, un tossicodipendente che cercava di appartarsi per drogarsi e che ha risposto pugnalando con la punta di una siringa il controllore che l'aveva allontanato e che poi invece è stato rincorso, è stato rintracciato. Ecco, e al momento i bagni sono chiusi proprio perché l'episodio è stato grave e quindi al momento non è ancora chiaro se saranno riaperti e quando alla cittadinanza. Ecco, come è andato in atto questo episodio? Sì, allora l'addetto alle pulizie ha sorpreso nei bagni dell'autostazione, nella parte anche riservata alla donna, due individui che si stavano drogando. L'addetto alle pulizie ha cercato di allontanarli ed è nata anche una sorta di colluttazione. Il controllore, che era nei pressi, visto l'episodio, è andato a soccorso dell'addetto delle pulizie e lì c'è stata una colluttazione. Al termine di questa colluttazione questi due personaggi si sono allontanati, ma uno di questi repentinamente, di sorpresa, è tornato indietro e ha preso alla sprovvista il controllore, lo ha punto sulla mano con una siringa in due occasioni e ha anche avuto il coraggio di dirgli: ecco, adesso ti ho attaccato la malattia. Ecco, diciamo subito che questo straniero è stato rintracciato dalla polizia, in questo momento è in Sardegna ed è pronto per essere rimbarcato, perché era anche legato a dei precedenti di polizia. Ecco, però questo è l'ultimo episodio, è una situazione preoccupante. Qual è la situazione degli autisti e di chi lavora? È una situazione di degrado che ormai va sempre ad aumentare nel corso degli anni, allineata con quello che è, diciamo, la sorta di tutte le città d'Italia e di questo mestiere, però bisognerebbe cercare di evitare che il degrado aumenti. Pertanto il motivo per cui mi presto anche a questa intervista è che nel tentativo di sensibilizzare sia l'azienda, quindi la dirigenza, ma anche la proprietà. Allora, la proprietà io ritengo che possa fare delle pressioni, ad esempio alla prefettura, affinché i militari che prestano servizio nei dintorni di Campomarzio e della stazione dei treni possano entrare a fare delle ronde e pattugliare anche la sicurezza dei locali della sala d'attesa, del portico dell'autostazione, anche, diciamo, per tutelare quello che sono l'incolumità dei passeggeri oltre a quella dei lavoratori. Ricordiamo anche che avete problemi di persone che occupano gli autobus, dovete anche sgombrare alla mattina altri episodi. Sì, allora, no? Questo avviene anche in alcuni depositi esterni dove non si è fatto ancora nulla. I lavoratori alle 5 di mattina vanno a prelevare l'autobus e spesso e volentieri devono far sloggiare persone che cercano rifugio, che poi hanno un comportamento comunque che va oltre quello di cercare rifugio, perché inzozzano, lasciano siringhe, per cui gli autobus poi non possono più uscire perché devono essere controllati, puliti e disinfettati, anche perché ci sono siringhe abbandonate, cose di questo tipo. Quindi bisognerebbe attivare un servizio di sorveglianza incisivo che possa limitare perlomeno questa situazione. Ecco, il problema
tema di sicurezza, Fabio Martini, è solo una punta dell'iceberg di tanti settori che a Vicenza non vanno, il degrado, la tossicodipendenza. Voi che avete anche copertura di tanti servizi, questo è il servizio pubblico del trasporto, sì. No? Quali le considerazioni che vanno fatte? Allora, quando un segretario di federazione viene a chiamare aiuto al nostro ufficio, addirittura il segretario provinciale, questo è un campanello d'allarme che va oltre la misura, perché il segretario di federazione è già bravo per se stesso, quindi viene da noi, chiede aiuto perché non c'è più nessun scampo. Allora chiediamo la prevenzione dov'è, ma il CEO, l'RSPP, e mi attengo sempre al testo unico, che in questo momento dovrebbe avere già le contromisure che hanno attuato. Io oggi come oggi penso che nessuna contromisura è stata attuata. Mi pensavo che avessero istituito un tavolo tecnico con gli RLS come viene fatto normalmente e mettere in sicurezza le postazioni di lavoro, perché arrivare qua anche come esterno e trovare vari lavoratori che ti chiedono aiuto vuol dire veramente siamo a un punto di non ritorno, quando un punto zero si può dire. Va bene, allora grazie intanto Fabio Martini, ringrazio anche Paolo Caineri. Per il momento la situazione è questa, maggiori aggiornamenti nel TG della sera nelle prossime settimane. Ecco, per il momento è tutto, direttore da Vicenza. Grazie a Daniele Garbin e a Simone Squarcina per la parte tecnica. Qui eravamo sul versante, avete sentito, delle aggressioni agli autisti del trasporto pubblico. Adesso andiamo in diretta di Strana perché ieri un altro inseguimento dopo quello di San Biagio di Callata l'altra sera di una banda di ladri a bordo di un'auto, è rimasto ferito un carabiniere, ci racconta tutto in diretta Christian Arboit. Sì, direttore, buongiorno da Istrana con Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica e che ti mostra esattamente il luogo dove ieri sera i carabinieri hanno intercettato questa Audi, un'Audi che risultava rubata, la targa clonata. Hanno fermato questo mezzo grazie al sistema della targa system, ma appunto i delinquenti che erano a bordo non si sono fermati e anzi si sono dati alla fuga in maniera rocambolesca, prima facendo retromarce coinvolgendo la macchina guidata da una signora e poi per l'appunto dandosi alla fuga, non senza aver tentato di investire. Questo è l'aspetto più inquietante e preoccupante. Hanno tentato di investire anche i due carabinieri, uno in particolare che è rimasto ferito al ginocchio. Non so se mi sente Federico Gerotto. Federico, mi senti? Sì, la sento. Ecco, Federico Gerotto è il titolare di questo negozio, del negozio di materassi qui appunto a Istrana, siamo tra Piazzale Roma e via Filzi. Adesso è fuori ovviamente per lavoro, ma ci racconta che cosa ha visto e sono attimi e fasi veramente concitati. Federico, cosa hai visto ieri alle 4? Allora, io ero in negozio che stavo seguendo appunto dei clienti che appunto erano venuti a provare dei materassi. A un certo punto vedo che i carabinieri bloccano questa macchina che era al semaforo ed escono per far scendere appunto i guidatori di questa macchina, però loro partono in retromarcia spennando la macchina dietro ed entrano praticamente sul parcheggio che ho dietro il negozio, dove c'erano anche delle macchine parcheggiate. Hanno fatto una manovra molto veloce, si vedeva che erano esperti in quello che facevano perché molto velocemente sono entrati nel parcheggio, hanno fatto retromarcia e sono usciti a 1000 all'ora. C'erano delle macchine parcheggiate, io ho tutte delle vetrine, pensavano veramente mi entrassero all'interno del negozio con la macchina per come sono entrati a velocità elevata. I carabinieri hanno cercato di fermarli, hanno tirato fuori anche le pistole, ma non ci sono riusciti. Addirittura un carabiniere, da quanto ha cercato gli ha sbattuto col manico della pistola sulla macchina cercando di fermarli, ma loro lo hanno investito, l'hanno buttato per terra. È stata una cosa abbastanza particolare, destabilizzante, perché non siamo abituati a vedere queste scene dalle nostre parti.
Ecco, scene da vero e proprio Far West. Allora, grazie mille Federico, grazie davvero per questa tua testimonianza, ci aggiorniamo più tardi. Grazie Federico. Sindaco, e qui con me c'è il sindaco di Istrana, Maria Grazia Gasperini, e anche l'assessore alla sicurezza Angelo Petrarolo. Sindaco, insomma, scene da Far West, dicevamo, lei si è sentita con il comandante dei Carabinieri anche per sincerarsi delle condizioni di salute di questo militare. Infatti ci siamo subito sentiti, proprio perché li ho anche ringraziati di questa operazione. Avete sentito un inseguimento rocambolesco dove quest'Audi, che era stata individuata appunto dalle pattuglie dei Carabinieri sul territorio, poi si è cercato di intervenire per raggiungere i malviventi, ed è prima arretrata e quindi andando anche a tamponare una macchina, e poi questo folle inseguimento, questa accelerazione dove purtroppo è rimasto coinvolto anche un agente appunto dei Carabinieri. Per fortuna nulla di grave, però poteva andare davvero peggio. Tra l'altro, sindaco, ieri sera i ladri sono entrati in azione nella frazione di Ospedaletto, e questa Audi, ci raccontava prima Federico, arrivava da Ospedaletto, quindi insomma ieri sera ci sono state diverse segnalazioni nel pomeriggio. Infatti i Carabinieri in questo periodo comunque fanno molta prevenzione, intervengono sul territorio, e anche grazie a queste segnalazioni all'interno dei gruppi di vicinato con cui siamo in diretto contatto, ieri sera appunto c'erano state diverse persone che avevano visto dei movimenti sospetti nella frazione di Ospedaletto, e quindi anche là i Carabinieri subito poi sono intervenuti per verificare la situazione. Quindi devo ringraziarli, perché appunto sono sul territorio 24 ore su 24, e soprattutto in questo momento dove chiaramente ci sono ampi momenti di oscurità cercano di fare prevenzione proprio facendo sì che sul territorio si veda insomma la loro presenza, e di questo devo dire li dobbiamo ringraziare. Noi cerchiamo di supportarli grazie magari ai sistemi di videosorveglianza, come in questo caso anche quest'area è videosorvegliata, vediamo se ci sarà anche qualche immagine rispetto a questo. Ecco, e lo vediamo alle sue spalle. Nicoletta adesso riprende qualche frame significativo, potrebbe arrivare da quelle videocamere, assessore Petrarolo. Sì, difatti l'amministrazione è impegnata per quanto riguarda anche il discorso delle videosorveglianze, e quindi è veramente, diciamo così, fondamentale avere dei sistemi di telecamere. Ecco, come vedi direttore, parliamo di una delle arterie più trafficate della Marca, hai visto i vigili del fuoco, insomma la mobilitazione qui è continua, è un'arteria strategica, questo in particolar modo è uno degli incroci anche più trafficati, quindi quella di ieri sera è stata una situazione di estremo pericolo, lo avete sentito anche dalle parole di Federico Gerotto, titolare del negozio che vedete qui alle mie spalle. Sindaco, lei vuole lanciare un appello, segnalate il 112, è un momento molto delicato. Qui direttore siamo vicini a Vedelago, a tutti i territori che vi abbiamo raccontato la scorsa settimana nel mirino dei ladri, Casacorba, Vedelago, Cavasagra, insomma tutti quei territori. Sindaco, ultimo appello. Questa è un'arteria fondamentale, quindi se vediamo qualcosa segnaliamo al 112, questo è l'appello che anche il comandante dei Carabinieri mi chiede di dare, perché anche noi come cittadini non perdiamoci a scrivere sui social, ma segnaliamo al 112, mi raccomando, perché dobbiamo essere anche noi parte attiva nel fare queste segnalazioni e permettere che ci si possano intercettare insomma queste situazioni. Perché poi si intercettano, come vedete, Marca sotto assedio, però appunto i controlli ci sono, però appunto qui c'è una banda di professionisti probabilmente in azione, più bande. Direttore, da Istrana è tutto, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie molte davvero a Christian Arboit. È in corso un vero e proprio assalto di decine di bande di predoni che arrivano in gran parte dall'est, in genere sono alla guida di auto potenti, e l'altra sera a San Biagio di Callalta si è rischiato di dover contare anche delle vittime, perché c'è stato uno schianto con i ladri in fuga che avevano appena svaligiato due case a Ceggia, sono stati inseguiti dai carabinieri e per sfuggire alla cattura hanno provocato un incidente con altri due veicoli ed è caccia a un quarto malvivente. 3 sono stati arrestati, un quarto malvivente che è fuggito per i campi. Anche in questo caso si tratta di stranieri. Si viene
accusati di xenofobia e razzismo quando si parla di immigrazione legata ai reati, forse non è così strettamente collegato il femminicidio agli stranieri, come ha detto il ministro Valditara, ma certamente 9 volte su 10 quando parliamo di cronaca nera si tratta albanesi, macedoni, tunisini, marocchini e quant'altro ancora, per non parlare del moldavo che ha accoltellato il giovane dei centri sociali recentemente a Mestre, provocandone la morte. Siamo andati a sentire i cittadini. Alex Giuliano ha intervistato i bassanesi. Tanti furti nel territorio, insomma, sotto il periodo delle feste, insomma, aumentano. Sempre lei si sente al sicuro? Avrebbe, secondo lei, la ricetta giusta avere più controlli sul territorio? La ricetta giusta? Beh, certamente un controllo maggiore ci vorrebbe, anche perché non vedo molto controllo in giro. Il controllo lo facciamo noi cittadini. Tutto. Secondo lei, ad esempio, le ronde potrebbero essere una soluzione, le ronde, i controlli di vicinato, insomma, aiutarsi anche fra cittadini? Beh, le ronde di vicinato, di quelle che ho sentito parlare in passato, non so quanto efficaci siano. I malviventi approfittano di questo, della disattenzione delle persone che sono distratte con le feste, le festività, la vicinanza di amici. Sì, io credo che le persone stesse dovrebbero essere più attente e quindi prendere tutte quelle precauzioni in casa e essere più vigili. Lei si sente al sicuro, signora? No, sinceramente no, con questo periodo qua proprio no. Sarà perché è a cavallo con le feste, prima delle feste. Mi sento ancora più debole, diciamo, rispetto, anche perché vedo la polizia, non è che, almeno sto parlando nella mia zona, passi tantissimo. E siamo così. Una ricetta potrebbe essere aumentare i controlli o magari anche i cosiddetti controlli di vicinato. Anche sì, esatto, anche i controlli di vicinato sono molto importanti, anche perché devono anche avvisare loro direttamente le forze dell'ordine, non fare un'autodifesa, diciamo, però se i vicini vedendo qualcosa avvisano la polizia, i carabinieri eccetera, è un bel deterrente. Vi sentite al sicuro oppure ci sarebbe bisogno di più controlli? Beh, sicuramente più controlli sicuramente. Magari anche da parte, non so, della polizia locale, i vigili più presenti sul territorio e anche magari i cittadini con i controlli di vicinato. Beh, un po' tutto insieme sarebbe utile. Ecco, poi non si è mai proprio tranquilli al 100%. Soprattutto solidarietà tra vicini, quello è molto importante sicuramente, anche semplicemente se si vede una macchina, diciamo tra virgolette foresta, si può dire così, magari dare un'occhiata a chi è, chi non è, avvisare, guardare un attimo e soprattutto quando si sente qualche allarme eccetera non farsi gli affari propri, ma è importante magari avvisare le forze dell'ordine perché può essere ok un falso allarme come può essere sicuramente qualcosa di più grave, diciamo, insomma. Cittadini intervistati da Alex Giuliano sul ponte degli Alpini. Come se non bastassero i topi d'appartamento, sono in azione anche i borseggiatori, in particolare a Venezia, a Cannareggio, furto sventato. La polizia arresta una borseggiatrice grazie alle telecamere. Arrestata questa donna, ha bloccato un uomo ricercato in Ungheria, rafforzati i controlli contro borseggi e reati. Tanto a Padova è stato rintracciato dalla polizia durante un controllo nel quartiere Portello il responsabile della rissa di via Altinate avvenuta 2 settimane fa. Si tratta di un marocchino irregolare che al momento dell'identificazione ha tentato di spacciarsi per minorenne. Il questore Odorisio ha disposto il trasferimento al centro per il rimpatrio. Aveva suscitato molto scalpore il video ripreso dai residenti di via Altinate, dove si vedeva un ragazzo lanciare sedie e spaccarne una in testa ad un suo rivale.
Il responsabile della violenza esplosa lo scorso 13 novembre in pieno centro a Padova è stato identificato e rintracciato dalla polizia che martedì notte era impegnata in un controllo in via Belzoni, nel quartiere Portello. Si tratta di un 20enne cittadino marocchino irregolare sul territorio. Il giovane, fin da subito, ha cercato di ostacolare la sua identificazione. Non aveva i documenti e ai poliziotti aveva detto di essere minorenne, cosa poi smentita dall'esame auxologico svolto in ospedale, che ha stabilito che l'età del giovane è intorno ai 19-20 anni. Il ragazzo quindi è maggiorenne e per lui il questore ha disposto il trasferimento al centro per il rimpatrio di Milano. Lo straniero è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Negli istanti seguenti la violenta rissa con altri 5 giovani lo si vede sfilarsi un giubbetto appariscente color verde e bianco. La polizia ha concentrato i controlli e le ricerche nel quartiere Portello chiedendo informazioni su un giovane che vestiva un giubbotto verde. Alla fine è stato identificato 2 notti fa. Il giovane marocchino è risultato sconosciuto in ogni banca dati delle forze di polizia, una sorta di fantasma di cui non si conosce la data di ingresso nel territorio italiano, la famiglia, la dimora e nessun tipo di informazione. Servizio di Francesco Rattai, questo è il frutto della mancanza di controlli dell'immigrazione, un'immigrazione che continua a fare arrivare non soltanto dal Mediterraneo ma anche dalla rotta balcanica migliaia di persone che poi si trovano qui in questo paese pensando che si trattasse del paese della cuccagna, senza lavoro, senza un'abitazione e quindi nelle grinfie della malavita. Ed è stata arrestata a Tribano una giovane mamma marocchina sorpresa mentre trasportava droga in auto insieme al figlio di 5 anni. È così. Nel sedile posteriore agganciato al seggiolino il figlio di 5 anni pensava in questo modo di non destare sospetti la giovane donna marocchina fermata dalla polizia mentre trasportava un carico di droga. La trentenne faceva da corriere dalla sua abitazione in provincia di Padova al centro città oppure si dirigeva dagli altri spacciatori che abitavano nei vari comuni dell'Interland. La donna è stata bloccata qualche giorno fa dalla squadra mobile nel comune di Tribano. Il bambino seduto tranquillo sul seggiolino mentre la droga era nascosta in uno scompartimento al di sotto dell'auto all'altezza del pneumatico. La polizia ha sequestrato 2 ovuli di eroina. La donna, che aveva precedenti per stupefacenti, è stata arrestata e il bambino affidato ad una struttura protetta. Allora, ovviamente poi facciamo la nostra parte. Filippo Turetta è italianissimo, ha ucciso Giulia Cecchettin, è in corso il processo per l'assassinio di questa povera ragazza. Ieri la terza udienza, la sentenza è prevista per il 3 di dicembre. L'avvocato Giovanni Caruso, difensore di Turetta, ha chiesto alla Corte di non emettere una sentenza di condanna all'ergastolo. L'ergastolo è ormai da molto tempo ritenuto una pena inumana e degradante. All'indomani della requisitoria davanti alla Corte d'Assise di Venezia del PM Petroni e delle parti civili è arrivato il momento della difesa. Nella quarta udienza del processo a Filippo Turetta, reo confesso di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Se il PM ha chiesto l'ergastolo per il 22enne di Torreglia, l'avvocato Caruso nel definirlo inumano si è concentrato sulle 3 aggravanti che comportano alla pena richiesta dall'accusa, in primis la premeditazione. Non era un qualcosa a cui pensavo a una data certa, a un momento preciso. Lo avevo pensato per un futuro momento, in cui mi sarei sentito di farlo, in cui avessi ancora mantenuto l'intenzione. In quel momento, nella mia testa, non era qualcosa di definitivo. Questa non è premeditazione. Così come per la difesa non sussiste crudeltà. La crudeltà richiede una integrazione in termini di disvalore soggettivo circa le modalità
volte a sfregiare, a incrudelire appositamente e soggettivamente e dolosamente sulla vittima, che a nostro modo di vedere, pur sempre opinabile, non sussistono. Né gli atti persecutori, evidenzia ancora Caruso, perché se Giulia dice avesse avuto paura non gli avrebbe mai chiesto di accompagnarla alla nave De Vero quella sera, riportando anche le testimonianze di alcuni amici secondo i quali lei non stava male con lui. La difesa si è poi rivolta ai giudici appellandosi al principio di legalità. Il principio di legalità, perché voi, vedete, non dovrete emettere una sentenza giusta. Voi dovrete pronunciare una sentenza secondo legalità. La civiltà del diritto vi impone di giudicare Filippo Turetta con una mano legata dietro la schiena. La mano legata dietro la schiena che non corrisponde ovviamente alla legge del taglione. Al secondo legale l'avvocato Cornaviera ha il compito di richiedere le attenuanti generiche. Alcune considerazioni sono state fatte per quanto attiene la situazione di tempesta emotiva in cui abbiamo motivo si fosse trovato Filippo Turetta nel momento in cui ha tenuto quella scellerata condotta omicidiaria. Non abbiamo mai ritenuto che Filippo Turetta abbia mentito, perché questo lo posso dire con la serenità di chi ha svolto il suo compito, ha portato la sua goccia d'acqua per sopire l'incendio. A Filippo Turetta interessa ed è interessato avere un comportamento processuale corretto e accetterà, e non interessa se avrà l'ergastolo oppure 30 anni. Presente in aula l'imputato con la felpa bordeaux, il capo sempre chino, lo sguardo perso nel vuoto. Assenti invece Gino Cecchettin, la nonna, gli zii, che saranno presenti il 3 dicembre quando la Corte emetterà il suo verdetto. Servizio di Ilaria Marchiori, tra l'altro Giovanni Caruso ha detto che non è Pablo Escobar Filippo Turetta. Pablo Escobar è un criminale, il più grosso narcotrafficante colombiano che ha fatto strage di rivali, e poi avete sentito, dovete vederlo come se avesse avuto una mano legata dietro la schiena. In realtà le mani le aveva purtroppo libere, ha fatto scempio del corpo di quella povera ragazza. Renato Vallanzasca, il boss della banda della Comasina, è stato trasferito nella RSA Opera della Provvidenza di Sarmeola di Rubano. Chiedo scusa alla regia, era previsto anche, abbiamo previsto l'intervento dell'avvocato della famiglia Cecchettin, Stefano Tigani. Grazie. Io non credo che sia corretto da parte mia commentare la ringa difensiva dei colleghi con cui c'è stima reciproca. Loro hanno fatto giustamente il loro lavoro, non hanno commentato il nostro di lavoro e credo che sia corretto fare altrettanto, quindi non entro in quello che loro hanno richiesto. Attendiamo la decisione della Corte, a tutti gli strumenti per capire quale sarà la pena giusta da applicare, che secondo il pubblico ministero ha già espresso e che noi condividiamo. Ci aspettiamo quello che abbiamo sempre detto, una sentenza giusta che tenga in considerazione tutto quello che è emerso nel corso del processo, che evidentemente da una parte è vista in un modo, dall'altra parte è vista in un altro, ma c'è una Corte che decide e alla quale noi ci affidiamo con la massima stima di sempre. E allora adesso torniamo sul fronte dei furti, perché c'è stata un'altra ondata a Rossano Veneto. Andiamo in diretta dal collega Federico Fusetti col sindaco di Rossano. A te Federico. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Chiediamo conferma al sindaco Marco Zonta, buongiorno, che insomma c'è stato un periodo dove i furti sono stati frequenti, poi la situazione si era un po' tranquillizzata, invece pare che siano ripartiti proprio ieri, insomma, con delle segnalazioni. Con Andrea Benetti che ci aiuta sul piano tecnico, siamo stati prima anche al bar qui del centro, e in effetti insomma anche lì si parla di questo, cioè nuovamente di furti, i cittadini un po' preoccupati. Assolutamente sì, i fenomeni si erano leggermente interrotti durante la scorsa settimana, dopo l'ottimo lavoro fatto dalla nostra polizia locale in collaborazione con i carabinieri, che erano riusciti a bloccare una macchina
per carità i malviventi sono riusciti a fuggire, però quantomeno erano riusciti a sequestrare l'auto. E qualche giorno di calma e poi ieri nel tardo pomeriggio hanno cominciato ad arrivare nuovamente delle segnalazioni sia a livello telefonico e anche su Facebook di nuovi furti o di nuovi tentati furti. Tra l'altro avvengono, diciamo, durante il giorno, insomma nel tardo pomeriggio, magari quando la gente si assenta per poco da casa. Sì, l'orario è quello prima della cena, quindi tra le 5 e le 7 più o meno, almeno qui a Rossano gli orari sono quelli, e sono quegli orari che adesso, aiutati anche dall'imbrunire, quindi dal buio che comincia un po' prima rispetto ad altri mesi dell'anno, ecco, sicuramente non aiuta. E poi quell'orario dove comunque chi va a prendere il bambino, chi lo porta, che so, a fare sport, piuttosto che chi comunque deve ancora rientrare o magari prima di rientrare a casa si ferma magari a fare la spesa. Quindi sono quegli orari un po' dove sanno che c'è molta gente in giro, quindi c'è movimento, si notano meno le macchine sospette e però effettivamente le case magari sono un po' più sguarnite. Segnalazioni e anche richieste arrivano al sindaco. Allora, controlli della polizia locale aumentati e, come diceva poco fa, hanno funzionato in parte perché insomma siete riusciti a intercettare un'auto con i malviventi a bordo che poi sono fuggiti. Cos'altro può fare il sindaco e che messaggio diamo ai suoi cittadini? Allora, cosa può fare un sindaco è comunque potenziare il sistema di telecamere, che poi è quello che ci ha permesso 15 giorni fa, 10 giorni fa, di intercettare l'auto dei malviventi. Potenziare la polizia locale, gli organismi di polizia locale. Noi adesso con l'inizio dell'anno assumeremo un nuovo agente, quindi insomma cercheremo di potenziare anche quell'ufficio in modo di dare più forza e più possibilità di essere sul territorio, però dopo serve sempre quel buon senso che avevano i nostri genitori, i nostri nonni, il senso del vicinato, del buon vicinato, quindi segnalare se si vedono cose sospette, perché a volte è meglio fare la figura del ficcanaso piuttosto che fare la figura del vicino che ha visto e magari non si è accorto che il vicino aveva il ladro in casa. Grazie, sindaco Marco Zonta. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte a Federico Fosetti, al sindaco, e a Alessandro Costacurta per le riprese. Intanto vi dicevo prima, Renato Vallanzasca, ricordate il bel René, l'avevano ribattezzato i giornali, era il boss della banda della Comasina in Lombardia, è stato trasferito nella RSA Opera della Provvidenza di Sarmeola di Rubano. Vallanzasca, 74 anni, da 52 è in carcere a Bollate, condannato a 4 ergastoli e 295 anni di reclusione, è affetto da gravi problemi cognitivi che sono peggiorati in questi mesi e non è più autosufficiente. I suoi legali e il procuratore generale di Milano hanno così sollecitato il trasferimento in una struttura assistenziale per malati di Alzheimer che vedete in queste immagini. L'inserimento nella struttura diocesana è iniziato qualche giorno fa. Vallanzasca sconterà il resto della pena in regime domiciliare. È stato condannato per rapine e omicidi commessi a Milano negli anni 70 ed è stato protagonista di rocambolesche evasioni e sommosse in carcere. La morte di Pupa Luxardo, 82enne, della nota famiglia di Torreglia, annegata nella piscina termale dell'hotel dove soggiornava. La procura sta indagando per omicidio colposo. Ci racconta tutto Valentina Visentin. Si indaga per omicidio colposo per la morte di Italia Salvagnini Luxardo, da tutti conosciuta come Pupa, 82enne, esponente della notissima famiglia di imprenditori, titolari dell'omonima azienda di Torreglia che produce liquori e distillati. Un'ipotesi al momento a carico di ignoti, in attesa che arrivino sul tavolo del pubblico ministero tutti gli elementi raccolti dai carabinieri di Torreglia che stanno indagando. L'82enne è morta sabato scorso mentre si trovava all'hotel Hermitage Medical di Teolo, un soggiorno di 2 settimane. L'82enne era in piscina, è stata notata da alcuni bagnanti, da alcuni clienti dell'albergo che hanno subito dato l'allarme.
La donna poi è morta poco dopo. Il PM vuole capire quali siano le cause della morte, se sia stato un malore e soprattutto se non siano stati tempestivi i soccorsi. Pupa Luxardo infatti era in albergo insieme alla badante filippina che si trovava con lei per tutto il fine settimana. Dov'era la badante? Questo è uno degli interrogativi a cui vuole dare risposta il pubblico ministero, e soprattutto l'intervento del bagnino è stato tempestivo. A notare la donna appunto sono stati alcuni clienti, aveva la testa reclinata e si trovava nell'area dell'idromassaggio. È stata poi soccorsa, distesa in un lettino in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Secondo quanto riferito dalla direzione dell'albergo, che mantiene ovviamente il più stretto riservo viste le indagini, avrebbe anche interloquito con alcuni inservienti prima dell'arrivo delle ambulanze. Quindi il pubblico ministero vuole capire quali siano effettivamente le cause della morte dell'82enne. Al momento non sono ancora stati fissati i funerali perché in attesa appunto che dalla procura arrivi il nulla osta la restituzione della salma ai familiari. Grazie Valentina Visentin. Vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto diretto da Alessandro Russello. Codice rosso e giustizia, il sottosegretario Ostellari dice arriveranno nuovi magistrati. E poi una legge per riabilitare i soldati fucilati. Il legale del nipote di Cadorna, del generale Cadorna, scrive alla Regione precisando che erano anche stupratori. Mangia formaggio con latte crudo, una bambina di 1 anno è ricoverata in ospedale, è accaduto a Cortina d'Ampezzo. Lavoro alla Berco, incentivate le dimissioni, 57.000 euro per lasciare il lavoro a un'azienda in crisi. E poi la Fiamma Olimpica in viaggio per l'Italia con 10.000 tedofori, il percorso e le date. Se volete fare i tedofori potete farvi avanti chiedendo di svolgere questo ruolo alle Olimpiadi del 2026 alla Regione. Un'attività educativa abusiva scoperta a Campo d'Arsego dai NAS dei Carabinieri, all'interno c'erano 11 bambini. Niente autorizzazioni, carenze in materia igienica e di sicurezza sul lavoro. L'ispezione del NAS dei Carabinieri avvenuta dopo una segnalazione ha permesso di scoprire e chiudere una ludoteca abusiva a Campo d'Arsego. Il blitz in un'abitazione di via Caltana, per metà adibita a casa dai proprietari, l'altra parte invece affittata ad una cooperativa. Quando sono arrivati i Carabinieri, all'interno c'erano 11 bambini dai 12 mesi ai 5 anni, la titolare dell'attività e 3 collaboratori. Durante l'ispezione sono state rilevate alcune irregolarità, oltre alla mancanza di autorizzazioni e documentazione. Il sindaco Walter Gallo, dopo aver ricevuto il rapporto di NAS e USL, con un'ordinanza ha disposto la chiusura immediata dell'attività. Era affollata la chiesa di Altivole per il funerale di Marino Gazzola, che era morto una settimana fa in un incidente sul lavoro. Per l'ultimo saluto a Marino Gazzola, operaio 69enne deceduto una settimana fa in un cantiere edile a Refrontolo, ci sono 2 ali di alpini fuori della chiesa di Altivole. Le penne nere, arrivate da una dozzina di gruppi dei dintorni, accolgono la salma arrivata dall'ospedale di Treviso, accompagnata dai familiari. È troppo piccola la parrocchiale dedicata a Santa Fosca per accogliere la comunità che è rimasta scossa dal tragico incidente sul lavoro di martedì 19. Gazzola stava lavorando per la costruzione di un edificio, era assunto con un contratto part-time da un'azienda altivolese il cui titolare è indagato per omicidio colposo e mancato rispetto delle norme sulla sicurezza. Fatale per Gazzola è stata la caduta da 5 metri di altezza a causa, stando alle ricostruzioni, dell'assenza di una protezione sull'impalcatura. Ad accompagnarlo nell'ultimo viaggio la moglie Afra, le figlie Ilenia, Katia e Alessandra, i 3 generi, il fratello e i nipoti e il cordoglio di un'intera comunità per una morte drammatica e prematura su cui la magistratura dovrà fare piena luce.
Andiamo sul versante degli incidenti stradali, sono troppi e sono tanti e purtroppo sono spesso mortali, ma qui è un'altra storia. Esasperato questo cittadino che vive in via Garibaldi a San Giuseppe di Cassola, perché il dosso per contrastare la velocità dei veicoli posizionato una decina d'anni fa sta peggiorando, dice lui, la situazione, quindi siamo andati a verificare. Questo dosso era stato richiesto perché appunto qua c'è una velocità molto sostenuta, una macchina si è anche capovolta davanti a casa mia, fortunatamente erano già tornati a casa i bimbi, poteva essere anche una cosa molto grave. È stato messo questo dosso. Qual è il problema? Il problema è che questo dosso dovrebbe essere un dissuasore, ma non dissuade nessuno. Perché? Perché corrono a tutta velocità, con il fatto che i camion e i camioncini, non so, qui passano camion e camioncini belli veloci e mi fanno tremare la casa e la casa anche della vicina. La velocità di questo camioncino era decisamente bassa, effetto telecamera, ma non è così di solito. Il racconto di Guglielmo Donato, residente di via Garibaldi a San Giuseppe di Cassola, fotografa una situazione insostenibile. I veicoli corrono in barba ai limiti di 50 all'ora, 40 all'altezza del dosso, e le case limitrofe iniziano già a presentare delle crepe. Una zona residenziale questa, poco lontana dall'asilo e dalle scuole elementari e medie. Mancano anche i marciapiedi. Non ci sono i marciapiedi, ma non c'è neanche un cordolo per essere un po' in sicurezza, no? Secondo me, se ci fosse anche solo un marciapiede, un cordolo, per i bambini e per le mamme sarebbe più sicuro. E poi questo va tolto, perché non è possibile che ogni volta che passa un camion, un camioncino, cioè siamo a pranzo e sobbalziamo. Alle 2 regolarmente c'è una moto che arriva a 200 all'ora, bobom davanti, il camion bobom. La parola passa adesso all'amministrazione comunale di Cassola, che ha già sul tavolo la richiesta di Guglielmo Donato inviata via PEC. Questo dosso per lui s'ha da togliere. Ed entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio il nuovo codice della strada, che prevede delle sanzioni particolarmente severe nei confronti di coloro che saranno sorpresi a guidare usando il cellulare, mentre guidano, che usano il cellulare o che abbiano abusato di alcol o di stupefacenti. Secondo me ci vuole più buon senso. Secondo me usano il sistema di colpire sulle finanze della gente per intimorire, ma secondo me ci vuole più buon senso, ci vuole altro. I limiti a volte sono anche a trabocchetto, non hai 5 km in più che fare la sicurezza, serve a far cassa. Se ci si distrae di più a stare attenti a rispettare le regole che stare attenti alla strada vera e propria. Ci voleva, insomma. Sì, ci voleva. Senz'altro, perché basta che adesso vengano rispettate e che ci siano soprattutto persone che controllano. Perché anche quelle del cellulare, se una ha il cellulare e sta viaggiando, se non c'è qualcuno che le ferma, che le vede. E ce ne sono tanti. Non è detto che fatta la legge si risolva il problema, bisogna anche tentare di entrare nella situazione, comprendere e tentare di risolvere la situazione senza essere eccessivamente punitivi. Per limitare un po' la velocità forse sì, poi ognuno deve anche prendersi le proprie responsabilità e sapere quello che fa, perché è inutile salire in macchina e andare così. Però non trova che servano anche più controlli poi, perché se ci sono le regole? Certo che ci vogliono più controlli, questo sì, ma i controlli adesso mancano dappertutto. Più che l'inasprimento delle norme, perché non è la multa che spesso scoraggia, forse sono altre cose, dovremmo immaginarci qualche altra soluzione, non solo, anche l'educazione innanzitutto stradale da farla sicuramente fin da quando i bambini nascono, che anche nelle macchine dobbiamo scrivere attento che si muore anche con queste, no? Educarli alla vita soprattutto questi ragazzi, perché camminare a 100 su una strada cittadina significa ammazzare qualcuno sicuramente. E succede anche alle forze dell'ordine di essere coinvolte o anche di provocare degli incidenti nell'adempimento del loro servizio. Pochi giorni fa la morte a Roma dell'agente DPS Amar
Kudin, proprio in una volante della Polizia di Stato che stava correndo sul posto di una rapina, e 26 anni fa sono morti altri 2 agenti che sono stati ricordati con una cerimonia a Treviso. Il sovrintendente capo Adriano Vanzella e l'agente scelto Marco Cescato, morti in servizio il 26 novembre 1998 a Villorba, mentre stavano intervenendo per prestare soccorso ad un motociclista vittima di un incidente stradale. A Marco Udin è strappato l'affetto dei suoi cari il 18 novembre 2024 a Roma dopo un tragico scontro con un'altra auto della polizia. Agenti morti mentre stavano compiendo il loro dovere a bordo delle volanti. Ho ricordato Amar perché purtroppo Amar è l'ennesima giovane vittima di un incidente stradale. E devo dire che il ricordo delle vittime, il pensiero rivolto alle vittime del dovere in questo caso ci porta e ci anima ancora di più nel nostro mestiere quotidiano, che è quello proprio di spiegare ai giovani ma anche ai meno giovani perché il rispetto della regola equivale al rispetto della vita umana. Una cerimonia al primo piano di Palazzo delle Istituzioni per non dimenticare chi rischia la vita per proteggere i cittadini. È sempre nel mio cuore, ci dice la moglie di Adriano Vanzella. Ho avuto tutta la famiglia vicino e spero che nessuno della polizia abbia questo grande dolore, i familiari della polizia. Grazie a tutti, state molto attenti, pensate prima alla vostra vita. Una giornata importante anche perché si celebra il 77° anniversario della Polizia Stradale, anni a servizio dei cittadini in un momento storico difficile sul fronte degli incidenti stradali. Dobbiamo insistere nell'attività di prevenzione per diffondere la cultura della sicurezza stradale, perché le morti che abbiamo su strada nascono prevalentemente da comportamenti irresponsabili e non consapevoli, ed è proprio lì che dobbiamo incidere. Abbiamo la capacità di raggiungere tutti gli utenti della strada per dar loro la consapevolezza di ciò che potenzialmente può succedere su strada. La celebrazione si è poi spostata nella chiesa di Santa Maria Maddalena, dove il cappellano della Polizia di Stato, Don Gianni De Simon, ha ufficiato una messa aperta alla cittadinanza e dedicata a questo giorno del ricordo. Servizio di Daniela Sizia, e anche la street art può in qualche modo contribuire ad aumentare la sicurezza stradale. Sentiamo. Abbiamo deciso di rappresentare il cartello come figura umana e come dargli una voce, come dargli un valore un po' più fisico rispetto a quello che normalmente viene ignorato durante un percorso stradale. E questo cartello personificato tiene in mano una vittima della strada, una macchina che evidentemente ha fatto un incidente, e sta a rappresentare che abbiamo il libero arbitrio, il potere di scegliere per la nostra vita e per la nostra sicurezza. Ha ricevuto dalle mani del prefetto Angelo Sidoti il premio del concorso intitolato ai 2 poliziotti della stradale Vanzella e Cescato, morti in servizio nel 1998. Lara Pizzotti, 17 anni, studentessa del liceo classico Marconi di Conegliano, ha presentato l'opera creata da lei ed altri 7 giovani. L'iniziativa è stata promossa dalla Polizia Stradale di Treviso per mantenere vivo il ricordo del sacrificio dei 2 giovani poliziotti e, attraverso la partecipazione al concorso, coinvolgere giovani studenti e frequentatori dei centri giovanili della provincia di Treviso in un percorso di riflessione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale. Opera questa che verrà trasformata in un murale che verrà realizzato nei pressi del casello autostradale Treviso Nord. Tutte le opere, anche quelle che non hanno vinto, ci ha detto l'artista, sono davvero uniche. Secondo me sono bellissime perché non è l'opera finale, è l'insieme, la creatività che i ragazzi hanno messo su questi disegni, su queste opere qua. Emozionata, Lara ha preso la targa, consapevole che questo non è solo un'opera, ma un messaggio fondamentale da veicolare ad altri giovani. Bene, andiamo in pubblicità, 2 minuti con i nostri registi Italo Morao e Alberto Pivetta. Tra poco state con noi. Sciopero generale venerdì 29, dopodomani, e scontro tra il governo e i sindacati perché Matteo Salvini ha fatto una precettazione, ha ridotto lo sciopero
di 4 ore, una decisione che i sindacati impugneranno davanti al TAR. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, abbiamo fatto grandi ascolti, grazie a voi per la grande partecipazione. Sentiamo una parte del dibattito tra i nostri ospiti. Conosco bene Venezia, tu sei da San Donato, forse non ti rendi conto bene. Va bene, lasciamo perdere. Sei vivi a Venezia, ma non giri a piedi neanche col vaporetto. Non credo che tu giri il vaporetto della CTV. Non giri in vaporetto, perché lei gira in vaporetto. Sì, certo, anche a piedi. Esattamente, quando vengo a Venezia vengo in vaporetto o a piedi. Quando faceva il consigliere comunque, regionale. certo, ora poi posso portarti tutti i numeri che vuoi, anche era consigliere regionale, quanto usavo il motoscafo del servizio pubblico. Parli con chi prende il vaporetto che deve andare a lavorare in orario. Io ero nel settore dei trasporti, conosco bene come sono. La commissione di garanzia, che non è nata ieri, è stata fatta per regolamentare, e guardate che è molto rigida proclamare uno sciopero sui settori cosiddetti essenziali come i trasporti, tempo prima, con determinate garanzie, quindi c'è tutta una procedura. Quindi quando si arriva a proclamare lo sciopero osservando quelle regole della commissione di garanzia, quando la decisione di Salvini è prettamente politica, non ha nessuna giustificazione nel merito, perché poi il ragionamento di dire creiamo disagio, certo, ma lo sciopero non è che fai uno sciopero che ci rimetti anche la giornata di lavoro e tu pensi anche di non creare il disagio, certo che lo crei, chiunque crea uno sciopero è fatto anche per questo, cioè per indurre in qualche maniera la controparte politica, padronale, eccetera, quant'altro a intervenire a evitare lo sciopero. Si è voluto evitare? No, nonostante i sindacati abbiano, ripeto, sono venuti incontro alle esigenze sia poste dalla commissione di garanzia ma anche poi dal governo, quindi il ferroviario no, le garanzie, fasce garanzie garantite, tutto quello che ci va. Quindi in qualche maniera io non capisco questa voler assolutamente barare, perché anche questa cosa sui numeri, se Salvini spara, ma non è, vabbè, ne spara tanti al giorno, no? Quindi è difficile anche stargli dietro, insomma, no? Però la media del trasporto pubblico locale in Italia, che è fatto di più di 1000 aziende fra pubbliche e private, okay? La media mensile degli scioperi nei 2 anni del governo Meloni è di 17 scioperi mensili. Nel governo Gentiloni, nei circa 2 mesi, quasi 20 mesi, eccetera, era di 22. Nel governo Renzi era di 34. Quindi non è vero che c'è un'azione politica, c'è una rivendicazione, perché ci sono delle dimostranze, come sempre è. Lo sciopero è di natura politica perché vuole imporre una questione, vuole chiedere una questione di aumento salariale, quello che avete sentito, insomma, cose che certo tardive, forse l'avevano fatte anche molto di più prima, cioè, ma quando si fa non è che si può contestare questa cosa, che i ministri facciano funzionare i trasporti, che il ministro Salvini, anziché occuparsi di tutte le cavolate che spara, insomma, l'eredità che avete lasciato, molto probabilmente quello che stanno facendo guarda, è già molto rispetto a quello che avete fatto voi. Noi chi, quando dice noi bisognerebbe specificare nome e cognome e sigle, perché allora sul noi possiamo andare anche indietro. Al governo mi risulta che insomma qualcuno c'è stato più di qualcun altro. Allora, questa era una fase calda di Ring ieri sera, avete visto Pietrangelo Pettenò, Francesca Zaccariotto, e poi c'erano ovviamente altri ospiti, Franco Roccon, Paolo Benvenu, insomma tutti i nostri ospiti, Franco Dolce. E ovviamente torneremo su queste vicende questa sera, e intanto andiamo a vedere la situazione del settore scolastico a Bassano del Grappa. Ce ne ha parlato il sindaco Nicola Finco. Sarà una tavola rotonda ma con più di qualche spigolo, quella che l'amministrazione di Nicola Finco sta organizzando sul tema delle scuole a Bassano. Dati demografici in calo, ridimensionamento del numero dei plessi, strutture non al passo coi tempi e cordoni della borsa che si stringono per le amministrazioni comunali. Il tavolo partirà a breve e capisco che la tematica non è semplice e crei magari anche qualche malumore tra insegnanti e anche genitori, però noi dobbiamo essere anche onesti e guardare i numeri. Noi oggi abbiamo 13 istituti primari e abbiamo pochissimi bambini, quindi è una società che è sempre più vecchia con sempre meno figli, e oggi tutto il patrimonio scolastico che abbiamo non è più sostenibile. Uno, perché abbiamo dell'edilizia vecchissima, abbiamo scuole che risalgono al 1929, è mancata completamente in tutti questi anni, al di là di quello che dicono le opposizioni, una vera politica anche sulle strutture scolastiche. Quindi su questo noi dobbiamo iniziare da un tavolo che guardi alla qualità dell'offerta scolastica ma anche a tutto il patrimonio che abbiamo.
E a proposito di numeri, la situazione a Bassano vede 1960 alunni alle primarie, di cui 430 provenienti da altri comuni e 212 famiglie bassanesi che invece hanno scelto strutture del territorio. Il calo nei prossimi anni si stima attorno al 17%. Alle medie gli iscritti sono 1300, di cui 350 circa da fuori comune. Il tavolo promosso dall'amministrazione dovrà quindi coinvolgere i genitori per chiarire insieme anche la questione del tempo pieno nelle scuole che lo adottano. E poi, tra le altre questioni spinose, ci sarà quella della primaria Don Cremona, dove la continuità delle classi è a rischio. Gli interrogativi si moltiplicano dalla possibilità che il comune affitti un pulmino all'ipotesi che siano gli educatori a organizzare un piedibus per il doposcuola. Le famiglie chiedono risposte e garanzie all'amministrazione. Dobbiamo ricordarci che la scuola di qualità non è fatta dai muri o dalla sede della scuola, ma dai docenti e ovviamente dall'offerta formativa. Quindi è su questo che noi ci dobbiamo basare. Poi tutti quelli che sono i servizi aggiuntivi, dopo scuola, è ovvio che è nostro interesse continuare a mantenerli, però dobbiamo fare i conti con la realtà. Appuntamento dunque a tavola, anzi al tavolo, che, per dirla tutta, è già un primo passo in avanti importante rispetto alla mancanza di dialogo tra comune e città negli ultimi anni. Servizio di Alex Giuliano, e sarà svelato tra pochi giorni a Marostica il progetto vincitore del bando per un nuovo centro dedicato alle persone con demenza. Mirko Cavallini. Dovrebbe sorgere entro un paio d'anni a Marostica un nuovo nucleo residenziale per persone affette da demenza. La struttura, con una capacità massima di 15 posti, sarà destinata ai casi più gravi presenti nel territorio e sarà affiancata alla casa per anziani gestita dalla Fondazione Giuseppe Rubbi. Per realizzare l'opera serviranno più di 2 milioni di euro e il primo passo è stato il concorso di idee per la progettazione. I 5 partecipanti hanno presentato i loro progetti in un convegno pubblico. Le idee per il nuovo nucleo sono tutte venete e arrivano dallo studio Ama Architecture di Arzignano, dallo studio Carlana Mezzalira Pentimali di Treviso, dallo studio Didonè Comacchio Architetti di Rosà, dallo studio Enrico Dusi di Venezia e da ETB Studio di Treviso. A valutare le proposte sono stati i dirigenti della Fondazione Rubbi, coadiuvati dagli architetti Fabio Zampese di Milano e Luca Bosco di Bergamo. L'esito della graduatoria sarà reso noto pubblicamente con un'esposizione visitabile dal 10 dicembre per circa un mese al Castello Superiore di Marostica. Intanto è stato svelato a Treviso il progetto plastico di riqualificazione dei mulini Mandelli, che è una grossa, sono dei grossi edifici, degli ex mulini proprio sul sito. Vediamo. Ce l'abbiamo? Qui ci sono degli appartamenti, questo è l'ingresso principale che praticamente collega dalla parte entrante fino al fiume. Si presenterà così, una volta ultimato, il profilo della riqualificazione dell'area dei mulini Mandelli, un progetto che coprirà 70.000 metri quadrati creando nuovi spazi verdi e circa 80 alloggi tra villette, appartamenti e luoghi pubblici. Partiremo prima con la ristrutturazione della parte storica, che presumiamo di consegnare per entro primavera-estate 2026, mentre la parte residenziale vera e propria, che è la parte a nord, crediamo di terminare a metà 27 fino, diciamo, ai primi del 28. All'ordine del giorno nel Consiglio Comunale del 28 novembre l'approvazione della variante del progetto che vede la creazione di 2 parchi ai lati del caseggiato, uno sullo Storg, l'altro dalla parte opposta. Andremo a piantare oltre 600 piante che il Comune appunto ha messo nella convenzione che abbiamo sottoscritto, che stiamo sottoscrivendo quella nuova per effetto della variante che è in fase di approvazione. Abbiamo iniziato con le prime attività di messa in sicurezza delle parti storiche, dei tetti eccetera. Abbiamo demolito tutte le parti incongrue, amianto eccetera, e abbiamo fatto un po' di pulizia. Tra le novità del progetto l'allargamento di 300 metri della restiera per permettere non solo un miglior deflusso del traffico ma anche un passaggio agevolato per eventuali interventi di vigili del fuoco e ambulanze. Per la vendita la società si è affidata ad un'agenzia di immobili di lusso.
La storia ha fatto sì che l'immobile venisse abbandonato già da 40 anni a questa parte e aveva preso una sorta di degrado incredibile. La visione è stata quella di capire che dietro c'era, secondo il mio punto di vista, una grande potenzialità. Servizio di Edi Kaliman e nuovi progetti del distretto del commercio finanziati dalla Regione con oltre 600.000 euro tra le 14 imprese beneficiarie, quella che sta ristrutturando la storica gelateria Sommariva. Assolutamente all'inizio dell'anno prossimo, marzo-aprile, dobbiamo aver aperto perché lo desideriamo tantissimo, perché l'investimento è grosso, ma anche perché vogliamo vedere il frutto di tanto lavoro. Tra 5 mesi, ad aprile, la storica gelateria Sommariva tornerà a essere uno dei biglietti da visita della città in una zona che vive un'attesa stagione di riqualificazione. Si pensi alla stazione dei treni, ma anche alla futura Camera di Commercio. Oltre 1 milione di euro l'investimento messo in campo dalla famiglia Feltrin dell'omonima gelateria di Spresiano, una delle 14 aziende coinvolte nei progetti del distretto del commercio di Treviso, finanziati con un contributo regionale da 616.000 euro. 3 solamente in centro, Sommariva, ma anche Burici e Barcè, le altre 11 nei quartieri, a cominciare dal bistrò che il panificio Saccon sta ricavando a Santabona. Sempre più stimolante, perché vedo che tutto quello che noi facciamo realmente poi sta cambiando in positivo il centro storico, la città anche nella sua interazione con la periferia e anche la popolazione, devo dire, sempre più interessante. Le imprese spenderanno 530.000 euro per propri investimenti destinati principalmente a transizione energetica e digitale, il resto per l'animazione territoriale. 100.000 euro sono dedicati all'animazione della città con dei progetti che avranno la luce nel 2025 e che aiuteranno a dare luce a queste imprese che si rigenerano, si ammodernano, presentano dei nuovi servizi e anche con un'attenzione alla sostenibilità e a tutto il digitale, quindi rimanendo nel mercato anche in prospettiva futura. L'altra faccia delle vetrine vuote e delle gallerie che si spopolano, dunque. Per evitare le vetrine vuote noi dobbiamo sostenere le vetrine esistenti a continuare a rimanere illuminate e dobbiamo trovare la modalità di accendere delle nuove luci. Una vetrina chiusa fa tristezza, fa meno sicurezza, come sappiamo, quindi una delle nostre grandi ambizioni come amministrazione è sicuramente mettere in campo tutti i progetti, tutte le iniziative proprio per rendere Treviso una città sicura, luminosa e gioiosa come lo è già ora. E vediamo 2 titoli del Gazzettino. Questa è una vicenda di qualche tempo fa, un papà che era stato aggredito dal figlio a processo ha raccontato: ho messo le mani sul volante, mi ha dato una coltellata alla testa, ora voglio rivederlo. Parla il padre colpito dal figlio, 14enne in auto, era caduto a Pordenone. La politica, aumento dell'IRAP, strappo di Forza Italia, no a nuove tasse sulle imprese, quindi c'è uno scontro sulle tasse e scontro anche sul canone RAI. Vedete qui bocciato, qui a destra, bocciato il taglio chiesto dalla Lega, Forza Italia vota con l'opposizione, fonti di Palazzo Chigi, inciampo che non giova, ma Tajani parla di una maggioranza coesa. Accompagnare le PMI nella trasformazione digitale e sostenibile, questo è l'obiettivo del bando presentato da Unioncamere Veneto e che darà la possibilità a 200 imprese venete di essere supportate nella transizione. Sentiamo Francesco Rattai. Presentato un bando di accompagnamento gratuito ad una trasformazione digitale sostenibile per 200 piccole e medie imprese venete. Un'iniziativa che vede insieme Unioncamere del Veneto, le 5 camere di commercio regionali in collaborazione con le università del Veneto e la Regione. È interessante perché noi in questo caso utilizziamo l'università per mappare le capacità di imprese di diventare digitali
digitali e anche di diventare sostenibili, e sulla base di questo fare una sorta di campionatura che poi consentirà un domani che l'esperienza sarà completata, una volta che avremo fatto i 2 bandi, il prossimo sarà nella primavera del 2025 e avremo formato 200 aziende, all'interno di queste ci sia una casistica tale che possa essere riversata nella regolarità del rapporto fra il mondo delle imprese, il sistema camerale e la regione. Un impegno che vede insieme tutto il mondo accademico regionale, diviso per competenze per aiutare le PMI ad innovarsi. Sì, questo bando, questo progetto è particolarmente importante perché aiuta il sistema delle piccole e medie imprese ad avvicinarsi con delle risorse concrete al processo di trasformazione digitale legato alla sostenibilità. Oggi le imprese stanno in qualche modo cercando di capire come utilizzare un vasto set di tecnologie, soprattutto con l'obiettivo di affrontare il tema dell'energia, come riuscire a risparmiare meno, come riuscire a innovare da un punto di vista dei prodotti. Ecco, questo bando consente di aiutare le imprese ad essere più consapevoli, ad utilizzare una serie di strumenti, ad essere accompagnate da un punto di vista sia della strategia ma anche con delle tecnologie, con lo scopo di riuscire a rafforzare quelle che sono le competenze su più ambiti e in più processi aziendali. È polemica tra il presidente della Fondazione Milano Cortina Andrea Varnier e gli imprenditori del Veneto. Pochi giorni fa Varnier ha criticato le imprese venete che non sono abbastanza sensibili alle prossime Olimpiadi del 2026, Giochi invernali del 2026. Varnier dice nessuno per ora ha voluto investire su questa grande operazione. Sentiamo. Aziende che fanno parlando delle aziende venete? No, non è questione di essere delusi. Io ho dato di fatto che in questo momento il tessuto economico veneto ha risposto meno di quello lombardo o nazionale, per cui faremo ancora più sforzi per cercare di convincere che questo è un progetto straordinario, è come una stella cometa che passa una volta ogni qualche decennio e è stato fatto molto per portare molti investimenti in Veneto, compresa nella bellissima città dove siamo oggi, dove ci saranno le cerimonie di chiusura e di apertura paralimpica. Insomma, un'opportunità così capita raramente e quindi insisteremo per ancora coinvolgere. C'è una deadline per aderire a questo progetto? No, tecnicamente no, uno può aderire però è ovvio che per poi potersi attrezzare, per poi poter profitare al meglio di questa partnership, Questo era Andrea Varnier. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo con altre notizie. Allora, abbiamo sentito prima il presidente della Fondazione Milano Cortina Andrea Varnier, ma sentiamo meglio nel nostro servizio quale sarà il lungo viaggio, tra l'altro, della fiamma olimpica nel 2026 con più di 10.000 tedofori. 63 giorni di viaggio, 60 città di tappa, 12.000 chilometri da percorrere toccando le 110 province della penisola. Il viaggio della fiamma olimpica inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia con l'accensione del Sacro Fuoco, che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre, da dove 2 giorni dopo inizierà il suo tragitto. Il 20 gennaio farà tappa a Vicenza, il 21 a Padova, il 22 a Venezia, il 25 a Belluno, il 26, dopo 70 anni esatti dalla cerimonia d'apertura dei Giochi, sarà a Cortina d'Ampezzo. Dall'elenco delle tappe venete però sono escluse Treviso e Rovigo. Ovviamente non si toccano tutti i capoluoghi e se non ce la facciamo. Considerate che il Veneto ha anche un fattore limitante che è ospitante, quindi a Venezia ci dobbiamo andare, a Cortina ci dobbiamo passare e poi su altre località, quindi direi che nessuno è trascurato. Cresce dunque la febbre per le Olimpiadi, ma al momento tiepida appare la risposta degli imprenditori veneti sul fronte sponsor e partnership. Un dato di fatto che in questo momento il tessuto economico veneto ha risposto meno di quello lombardo o nazionale, per cui faremo ancora più sforzi per cercare di convincere. Tempo ce n'è ancora, sottolinea
sottolinea il presidente Zaia, che insieme al presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Malagò non nasconde la sua soddisfazione per la realizzazione, tra mille polemiche, della pista che oltre alle gare di bob ospiterà anche quelle di skeleton e slittino. È chiaro che nel momento esatto in cui tu realizzi una pista nuova e in automatico, diciamo, la situazione tra virgolette della bonifica viene fatta, e anche questo fa parte di quel ragionamento. Magari non tutti sono convinti che era giusto fare certi lavori e certi investimenti, ma se non ci fossero state le Olimpiadi, certe cose, questo è poco ma sicuro, non si sarebbero fatte. La fiamma olimpica e paralimpica sono pronte a partire. 10.000 unte d'ofori le porteranno in questa sorta di Giro d'Italia, tra loro pronti a correre anche Zaia e Malagò. Lo farò, nel senso che ho già chiesto di poterlo fare, ha dato la mia disponibilità, e penso che lo faccia anche Giovanni Malagò, perché anche lui mi ha detto che è disponibile a farlo, e magari a fare un tratto veneto. Visto che le altre Olimpiadi, che non aveva a che fare il comitato organizzatore, qualche metro me l'hanno fatto fare, volentieri. Torniamo a Bassano del Grappa, dove purtroppo dopo 50 anni ha chiuso una cartoleria molto frequentata. Sentiamo Mirko Cavallini. La storica cartoleria del quartiere San Vito, una delle pochissime rimaste a Bassano, cesserà l'attività col 31 dicembre. Isidoro e Patrizia hanno speso gran parte della loro vita fra questi scaffali. Ora è tempo di andare in pensione, ma purtroppo nessuno ha rilevato la licenza. È passato tanto in fretta che mi sembra quasi impossibile che siano passati tutti questi anni, perché ci portava via tutto il tempo della nostra vita. Moglie e marito sempre a darsi una mano. Sì, sempre. Isidoro sempre qua dal mattino presto fino a tutti gli orari del negozio fino a sera. Io arrivavo, perché poi abbiamo avuto 3 bambini, e arrivavo quando potevo ad aiutarlo, ma sempre insieme, insomma, collaborato. Abbiamo sempre cercato di tenere il livello anche della merce, perdendo qualche cliente, perché è normale, ma sempre medio-alto, perché a noi ci piace le cose belle. Tanto dispiacere, cioè prima di tutto dispiace a noi e a tutti i clienti con cui abbiamo a che fare anche questi giorni, ci fanno le dediche sul libro, così firme, e dispiace perché come punto di riferimento per tante cose. Stare insieme ai clienti a me è una cosa bella. Le mamme vengono qua adesso anche con le bambine e dicono: guarda che venivo anch'io quando ero piccola a comprarmi le cose di cancelleria per la scuola. Questo negozio è stato un punto di riferimento importante per la parte dedicata all'editoria musicale e agli spartiti, grazie ad Antonio Guerini, accordatore e organaro. Io vorrei ringraziare tutti i clienti che con pazienza mi hanno sopportato e abbiamo anche condiviso, e grazie ancora. Vorrei ringraziare anch'io tutti quanti, veramente, perché ci hanno accompagnato in questa straordinaria avventura. Hanno reso possibile questa avventura. E grazie. Non sorprende che ci sia stato un grosso legame tra questi coniugi e i loro clienti. E per una cartoleria che chiude, un chiosco, quello di Piazza Capitagnato a Padova, che riapre dopo molti anni. Il chiosco in Piazza Capitagnato a Padova è stato per oltre 60 anni la bottega di un artigiano ottico. Per molti anni è rimasto chiuso e abbandonato. Ora ritrova vita grazie ad un progetto dell'università che lo trasforma in un chiosco della conoscenza. Un luogo in cui il sapere può essere divulgato, per creare un luogo anche insieme ai cittadini e alle cittadine, in cui l'università apre le sue porte e racconta quello che fa all'interno di queste aule antiche o laboratori modernissimi. Quindi questo diventa un luogo di condivisione, di co-creazione, di crescita e sviluppo insieme per il benessere della società e per l'arricchimento dell'università, perché le esperienze e le opinioni chiaramente dei cittadini ci aiutano a crescere anche in termini di ricerca.
un angolo di città a cui i padovani sono molto affezionati, che diventa un nuovo punto di incontro e di diffusione dei saperi. Un simbolo, perché è posizionato qui al centro, un simbolo anche di saperi, perché qui c'era un'attività artigiana, qui si venivano a riparare gli occhiali, che è rimasta aperta per circa 60 anni, quindi è una specie di monumento dell'artigiano, insomma, proprio qui in piazza. E sono quei luoghi che restano nella memoria di tutti quanti noi padovani, ma non solo, insomma, che frequentavano questa piazza. Adesso andiamo dalle merlettaie di Pellestrina che con la loro attività danno un contributo alla lotta contro il cancro. Vediamo. Quella del merletto è un'arte antica che a Pellestrina è ancora viva, segno prezioso di laboriosità, pazienza e di comunità. Ma per un pomeriggio a Ganderberg, Usonia Ungaria dell'Isola di Venezia, le merlettaie sono diventate anche ambasciatrici dell'importanza della ricerca e della prevenzione, schierandosi al fianco della LILT, la Lega Italiana Lotta ai Tumori della provincia di Venezia, un apportamento fortemente voluto dal presidente della municipalità dell'Ide Pellestrina, Emilio Guberti. Con le merlettaie di Pellestrina, che oggi posso dire sono ambasciatrici di una giusta causa, di una buona causa, per sensibilizzare, per aiutare la ricerca. L'attività delle merlettaie oggi è un'attività soprattutto culturale, di formazione, più che un'attività economica, come è stata invece nella lunga storia che ha il merletto a tombola Pellestrina. Io sono entrato e ho cominciato a fare un po' di scuola, ecco. E così siamo arrivati fino adesso, perché adesso siamo con le scuole medie e quelle elementari, e abbiamo ripreso. Chissà che adesso cominciano a venire anche tante giovani, perché siamo un bel gruppetto, siamo 25 persone, ecco, 25 tra donne e ragazze. Così le merlettaie dell'ACS Murazzo per un giorno hanno intessuto strade per testimoniare l'importanza della ricerca e della prevenzione, in particolare del tumore al seno, e quanto ricavato dai loro lavori a fine giornata è stato devoluto a questa finalità. La LILT, la Lega Italiana Lotta ai Tumori, in modo che tutti possano conoscere un po' meglio e anche usarne i servizi gratuiti che noi offriamo, perché è inutile avere delle cose da proporre se poi la gente non le conosce e non le adopera. Che il merletto di Pellestrina assieme a quello di Murano, quindi il merletto, c'è questa candidatura a patrimonio dell'umanità. Servizio di Lorenzo Maier, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, grazie molte ai nostri registi Italo Morau e Alberto Pivetta, buona giornata.